Buongiorno, sono Angelo Scarsini, sono un fisioterapista che lavora presso la struttura complessa di riabilitazione e rieducazione funzionale dell'ospedale di Tolmezzo, diretta dal dottor Lorenzo Somma. Oggi vi parlerò dell'educazione sanitaria che noi proponiamo a diversi pazienti nell'ambito del nostro lavoro. In particolare un ruolo importante lo ha sicuramente l'educazione rivolta ai pazienti che vengono inseriti in un programma di intervento chirurgico di artroprotesi d'anca in elezione. La procedura prevede che per questi pazienti sia garantita nell'ambito del pre-ricovero una serie di informazioni che vengono proprio fatte dal fisioterapista prima che il paziente venga ricoverato. Sarà lo stesso fisioterapista che ha fatto questo pre-ricovero a seguire poi il paziente durante la degenza. Si tratta di educazione sanitaria rivolta al paziente per garantirgli dei comportamenti corretti, soprattutto per garantire un rapporto positivo con questa nuova situazione in cui il paziente viene a trovarsi. In altre parole, l'educazione sanitaria è uno strumento che gli permette di avere delle informazioni e delle strategie che poi gli permetteranno di affrontare questo particolare momento della sua vita, garantendogli i migliori stili di vita. L'intervento ha anche lo scopo proprio di modificare quegli atteggiamenti che normalmente si presentano in queste occasioni, tipo atteggiamenti oppure sentito dire oppure consigli non proprio appropriati degli amici che non mettono sicuramente in una condizione di serenità il paziente. L'obiettivo appunto è quello di metterlo in una condizione di serenità e di garantirgli una partecipazione attiva a questo momento importante che deve affrontare nella vita. La comunicazione è una comunicazione bidirezionale, praticamente tra fisioterapista e paziente. Si svolge con non più di 4 pazienti accompagnati, ognuno con un parente o un familiare, eccetera. Normalmente la lingua che viene adoperata è sia l'italiano sia il friulano. Si decide in comune accordo tra paziente e fisioterapista quale lingua adoperare. Prevalentemente è la lingua friulana che prevale. Il messaggio che viene lanciato è sicuramente un messaggio chiaro, completo, anche utile soprattutto, anche se essenziale. L'incontro si svolge praticamente in una sala dedicata attraverso degli audiovisivi che si sono dimostrati molto importanti nel far vedere quanto sia determinante la memoria visiva in questa fase. L'incontro inizia proprio con delle domande molto semplici a cui daremo delle risposte, tipo perché uno si opera di artroprotesi d'anca, poi tutte le informazioni sono strettamente collegate alla realtà in cui andare incontro il paziente. Per esempio, le domande possono essere: cosa devi portare in ospedale quando ti ricoveri, oppure come ti dovrai muovere in un letto di degenza dopo essere stato operato, oppure ancora come sedersi, come alzarsi da una sedia, oppure come camminare con le stampelle, affrontare le scale in autonomia con le stampelle. Tutte indicazioni che possono essere molto utili al paziente. Un'altra indicazione, per esempio, è come ti devi comportare quando il giorno della dimissione, quando dovrai salire in auto per ritornare a casa tua, e soprattutto a casa tua quali saranno gli elementi da evitare, i pericoli da superare e come affrontarli.
Solo in ultima analisi affrontiamo il problema della lussazione senza lanciare nessun messaggio terroristico, ma cercando di rassicurare il paziente, dicendogli che se rispetta quelle 4 regole fondamentali, la complicanza molto pericolosa della lussazione viene sicuramente annientata. Infine l'incontro si chiude con una prova proprio simulata pratica di superamento delle scale sia in salita che in discesa, e il paziente può alla fine anche chiedere alcune delucidazioni delle domande se ha qualche dubbio su quanto gli è stato esposto. In conclusione possiamo dire che sicuramente aver introdotto l'educazione sanitaria all'interno di questo percorso chirurgico garantisce una maggiore partecipazione attiva del paziente, e per quanto riguarda il fisioterapista naturalmente le risposte sono sicuramente molto più appropriate sia durante la fase della degenza sia anche nella fase che segue.